Amiche e amici della pallina vulcanizzata, buon mercoledì sera da Domenico Tomba. Ciao Katia, cerca di riprenderti rapidamente. Immagini in diretta dal Palalido di Valdagno, la giornata numero 8 del campionato di A2 Hockey Pista Girone A, stagione 2024-2025. È Y Sport Hockey Club Valdagno contro Centro Palmer Roller Hockey Scandiano di mister Enrico Mariotti. E la terza forza del Girone A arriva a Valdagno dopo la vittoriosa gara in casa col Trissino per 8-6 che fa salire la compagine reggiana sul podio del girone. Y Sport Hockey Club Valdagno che torna sul suo parquet dopo il pareggio per 4-4 contro il Seregno di Luca Giaroni. Un saluto naturalmente anche a Paolo Nevirdi. Due squadre molto diverse, uno scandiano attrezzato per il salto di categoria col galiziano Rocca stasera assente e l'argentino Herrero di rinforzo alla pattuglia di giovani scandianesi, mentre Valdagno è la squadra dei valdagnesi, tutti nati e cresciuti nella società di casa, che porta avanti il progetto con mister Dario Rigo a gestire i biancoazzurri. E viene rispettato un minuto di silenzio per Leo Siegel. Noi ne approfittiamo anche per ricordare Enrico Fabio Fravezzi, con il quale ho condiviso la pista, e il super tifoso storico Pierluigi Ceccato, Cic, e un abbraccio particolare a Veronica, Diego e Luca. Abbiamo detto prima, il Centro Palmer Scandiano è terzo con 11 punti e Y Sport Valdagno insegue quarto a 10. Qui è tutto pronto per lo streaming e le riprese. Alla telecamera Roberto Baucio, in regia Marco Zeni, il direttore di gara il signor Sergio Nicoletti di Castelgomberto con ausiliario Alessio Zerbato. Abbiamo ricordato insieme a Leo Siegel anche due giocatori, due tifosi che stasera non sono più fisicamente con noi perché la vita è un brivido che vola via. Enrico Fabio Fravezzi, con il quale ho condiviso la pista, e il super tifoso storico Pierluigi Cic Ceccato. Un abbraccio per Veronica, Diego e Luca. Ed ora è il momento delle formazioni in campo, cominciando naturalmente dagli ospiti. Con il numero 1 è Matteo Vecchi, il capitano, il 71 è l'altro portiere Jacopo Raveggi, il 5 Nicolò Busani, il 6 Andrea Stefani, il 10 Andrea Beato, il 7 Davide Deinite, il 77 Santiago Herrero, il 55 Riccardo Busani, il 4 Tommaso Montecroci, il 3 Stefan Montanari, diciamo assenti sia Alejandro Rocca che Lorenzo Barbieri. L'allenatore il signor Enrico Mariotti. Risponde Valdagno dall'altra parte con stasera in tenuta completamente arancione, con il numero 2 Mattia Antoniazzi, il 3 Francesco Crocco, il 4 Marco Tomba, il 6 Alessio Busato, il 7 Mattia Cocco, l'8 è Davide Piroli, l'11 Pietro Crosare, il 12 Alessandro Refosco, il 15 è il capitano Giulio Checchetto, il 22 Simone Zordan, l'allenatore il signor Dario Rigo. Intanto andiamo in diretta e andiamo anche a vedere come sono partite le due formazioni. Matteo Vecchi tra i pali per Scandiano assieme al numero 5 che è Nicolò Busani, poi Beato con il 10, il 77 Santiago Herrero e poi con il 7 Davide Deinite. Per lui un trascorso anche a Viareggio, se non ricordo male. Per Herrero invece è un compagno di squadra di quello che è il capitano della 1 del Valdagno, del Ciupe Giuliani. Intanto attenzione subito alla botta da lontano di Deinite, che ha nel suo repertorio questo tipo di soluzione. Valdagno che risponde con Checchetto tra i pali, Ale Refosco, Mattia Cocco, Francesco Crocco che è il numero 3, il 4 è Marco Tomba, che tocca palle in questo momento. Diciamo Valdagno in completa tenuta arancione, e dicevamo anche di due squadre molto diverse tra di loro, obiettivi diversi in questo campionato. La squadra di Mariotti, lo Scandiano, ha sempre rincorso anche nella scorsa stagione le parti alte della classifica, non per niente adesso è sul podio in terza posizione con 11 punti di questo girone A. Valdagno che insegue lì, ma l'obiettivo è quello di riuscire a mantenere la categoria. Dicevamo è una formazione, quella di casa, che ha solo valdagnesi che giocano sul proprio parquet. Andiamo sulle dirette adesso con Francesco Crocco, prova a metterla lì, l'intervento di Vecchi, sicuro è il capitano. Poi dall'altra parte Herrero ha subito l'opportunità di andare al tiro, la spizzata vicino
di Busani non va a segno. Ancora Beato a ripartire per Scandiano. Uno Scandiano che ha battuto Trissino in casa nell'ultimo impegno casalingo. È una formazione assolutamente, dicevamo, di spessore, che ha ambizioni di classifica e anche di categoria superiore. Valdagno che manovra con Crocco, poi Tomba. Tomba che ha giocato anche con la 1 ieri sera la sfortunata semifinale, scusate, il quarto di finale di Coppa Italia del Valdagno, sconfitto 5-3 in quel di Lodi. Ancora Crocco per Tomba che prova a metterla lì, Vecchi a sbrogliare l'area, e quindi Herrero con calma. 77 argentino, San Juanino anche lui, un po' come il Ciupe. Bello qui la finta, si libera per il tiro, stoppato per buona sorte Valdagnese al momento della conclusione. Poi l'assist dall'altra parte, si lotta alla balaustra. L'arbitro, l'abbiamo detto prima, è il signor Nicoletti, Sergio Nicoletti, uno dei fischietti più esperti qui per la categoria, soprattutto per questa A2. E quando ci sono in campo formazioni come Valdagno e Scandiano necessita di una gestione importante. Riparte Crocco, c'è Re Fosco dall'altra parte. Ancora Crocco, Francesco Crocco prova il tiro, Crocco, Vecchi. Tentativo sotto misura poi di Cocco con il numero 7. Gli dice di no Beato, che è un po' il veterano della formazione di Mariotti. Poi De Nite, c'è molta esperienza qui, particolarmente De Nite e Beato, abituati anche a categorie superiori. Qua intanto c'è Busani retroporta, prova a metterla lì, alla meglio Cocco in velocità su Beato, vede Francesco Crocco, non riesce a concludere. Giarrero a far ripartire i suoi. Ancora Busani, c'è il fallo di squadra, va giù Tomba, la fischia Nicoletti. 1-1, situazione falli. Se ne sono andati i primi 4 minuti di questo primo tempo. Vuoi Sportok che è il Valdagno, centro Palmer, roller Rocchi Scandiano. Ancora 0-0 qui al Palalido. Poi il primo time out, andremo a vedere anche le altre partite sempre del girone A si stanno disputando contemporaneamente, e anche il quarto di finale di Coppa Italia. Trissino Grosseto al Paladante. Re Fosco prova la sogliata bassa, più veloce Tomba che recupera sulla pallina. Ancora il numero 4 Valdagnese, indietro per Cocco che si accentra, tenta la conclusione. Poi ancora lo scarico per Marco Tomba, prova a metterla lì, pallina bassa, la ribattuta con la stecca di Vecchi, poi Busani, Beato. Già dall'altra parte De Nite per Herrero. Buon giro palla della formazione di coach Mariotti. Enrico Mariotti, campione del mondo nell'88 e bronzo olimpico nel 92, proprio assieme a quel Dario Rigo che sta dall'altra parte, nell'altra panchina. Attenzione qui l'idea di Beato, pallina che stava arrivando dalle parti di Busani. Tanto Cocco capisce tutto, la mette lì Frank Crocco. Ora Francesco indietro per Marco Tomba che parte dalla propria tre quarti. Prova ad accelerare il numero 4, selva di stecche, Busani, Beato che accelera. Herrero prende il tempo a tutti e mette una conclusione che finisce di poco a lato, palo destro della porta difesa da Giulio Checchetto. Re Fosco carica la botta, stoppato da De Nite, poi incrocia il passo e riparte, potenziale 3 contro 2. Scivola però il numero 7 sulla pallina di ritorno, non si chiude lo schema per la formazione ospite. E allora Valdagno che può ripartire, diciamo Valdagno stasera in tenuta arancione. Mentre Scandiano con la classica rosso-blu.
Ancora a gestire Beato per Busani. I Busani sono due, parliamo naturalmente di Nicolò Busani, l'altro è Riccardo, classe 2009, in panchina. A causa dei due infortuni è dovuta ricorrere a un paio di rinforzi dall'Under 17. Attenzione intanto, doppio tentativo, poi palla che resta lì, potenziale contropiede che però non si chiude. Deinite di forza, la mette lì, riesce a intercettare Cocco in accelerazione. L'intervento falloso del numero 7 scandianese. Allora tomba per Cocco. C'è un altro fallo di squadra fischiato al Valdagno. 3-2 stazione falli. Riparte da lì la pallina. Beato e Busani a gestire. Proprio il numero 10 scandianese, Andrea Beato. Ancora Deinite dall'altra parte, trottolina e va via. Tunnel poi su Cocco, palla che resta lì, insistita l'azione di Deinite. Palla che resta nelle stecche dello Scandiano, il cambio di lato per Herrero, dall'altra parte Santiago Herrero, carica la botta Herrero, gli risponde Giulio Checchetto. Poi il resto di tutti è sul rimpallo e Francesco Crocco cerca una conclusione veloce, poi Tom che prova un alzo schiaccia. Una palla che è ancora di Scandiano con Herrero che manovra, l'argentino della formazione di Enrico Mariotti. Ritmi buoni, squadre che sono partite senza troppi complimenti, buona circolazione di palla da parte di Scandiano, molto tecnica la gestione pallina degli ospiti. Poi Busani prova a caricare la botta, Busani deve distendersi, Checchetto, indirizzata alla sinistra del portiere valdagnese. Marco Tomba, spizzata al momento del tiro, poi c'è l'errore, attenzione, potenziale 2 contro 2, Herrero si accentra, Herrero la botta, ci mette una pezza proprio Refosco, il Valdagno che riparte. Francesco Crocco per vie centrali, Refosco si gira bene, palla che si impenna, finisce nelle stecche di Marco Tomba. Poi Francesco Crocco, ancora Tomba, giù per Cocco, cerca di cambiare adesso lato Francesco Crocco, la conclusione Vecchi. Ancora Tomba, non riesce con l'aiuto della sponda a mettere in movimento Francesco Crocco. Palla che torna nelle stecche di Scandiano che riparte con Deinite, poi Busani per Herrero. Prova ad accentrarsi, ancora Deinite, carica la bomba. Secondo tentativo dalla distanza per il numero 7 dello Scandiano, che ha nelle sue stecche, nel suo repertorio, queste fucilate dalla tre quarti. Ancora Deinite, stavolta si accentra, poi tiene palla, scarica per Beato. Busani, ancora Deinite. Il tentativo, la pallina che rimane lì, Beato è contrastato al momento della conclusione. Valdagno con Refosco, poi Tomba. Ancora indietro per Refosco, l'ultimo uomo adesso è Francesco Crocco. Murato al momento della conclusione. Allora Herrero che riparte con Beato dall'altra parte. Poi Busani. Cambia spesso lato il
Cambia spesso lato, dicevamo, lo Scandiano, intanto c'è Refosco a terra. Enrico Mariotti che ha da dire qualcosa ai suoi, specialmente con una botta Refosco. Non viene rilevato fallo, quindi rimane in campo. Rimane in campo Refosco. 27 secondi per Scandiano per andare al tiro o comunque a far toccare pallina al portiere. Beato Gio Busani. Poi De Nite lungo la balaustra, ancora indietro per Herrero che riparte dalla sua tre quarti. Accelera Herrero, lo contrasta Tomba, c'è il raddoppio di Crocco, fa ripartire proprio Tomba. Cercato di imbucare lì per Cocco. Lo stop di il muro con la stecca Refosco sul tentativo ancora di De Nite, sempre lui. Tentativo di conclusione esterno della rete. Troppo esterna per cercare di contrastare efficacemente Vecchi che sigilla il proprio palo. Intanto siamo già dall'altra parte, retroporta Valdagno, Beato a uscire. Era buona l'idea dentro per Herrero. Poi Valdagno con Cocco che incrocia il passo. Lo scarico per Francesco Crocco. Prova la percussione Marco Tomba, lo ferma Busani. Qui rischia qualcosa sulla spizzata. Poi Marco Tomba, il tentativo non va. Pallina a sinistra della porta di Vecchi. Herrero intanto dall'altra parte, il più veloce di tutti. Capisce tutto Refosco, ferma l'argentino, fa ripartire i suoi. Ancora Ale Refosco. Tomba guarda il posizionamento dei compagni, c'è un po' di giro adesso. 12 minuti, siamo oltre metà del primo tempo, squadre sempre sullo 0-0. Formazioni che finora si temono, fanno fatica a scoprirsi. Intanto è entrato Stefani, 7 reti per lui in questo campionato. Andrea Stefani assieme a Herrero, miglior marcatore degli scandianesi, uno degli elementi secondo me più interessanti della formazione di Enrico Mariotti, almeno da quello che si è visto in queste prime 8 giornate di campionato. Herrero non va al tiro, attenzione ancora Herrero, poi prova a girarsi, pallina che esce, c'è time out per Dario Rigo che vuole mettere a posto qualcosa. Prepara un cambio da quello che si vede. Fuori Refosco, dentro Davidone Piroli che ha la palma di più anziano della partita, classe 1990 per Davide. Andiamo a vedere anche gli altri risultati dagli altri campi. Trissino e Grosseto sull'1-1, mentre a Correggio, parliamo della Coppa Italia del quarto di finale che si sta disputando al Paladante. Le altre partite della Serie A2, Girone A, Correggio 2, Seregno 1, Breganze 1, Roller Bassano 0 e Montecchio Precalcino e Modena ancora sullo 0-0. Fischia la sirena, tutto pronto per ricominciare qui al Palalido. 0-0 anche qui tra Valdagno e Scandiano. Primi 14 minuti abbastanza tranquilli per direi entrambe le formazioni. Formazioni che, dicevamo, hanno aspettative e obiettivi differenti nel campionato di A2. Adesso vedremo se con l'inserimento di Davide Piroli potrà cambiare qualcosa nell'assetto valdagnese. Marco Tomba a portare pallina, lo scarico proprio per Piroli, suo mentore e maestro per almeno una decina d'anni qui nelle giovanili del Valdagno.
Francesco Crocco, la botta di Crocco, il 7 colpito in pieno, stavolta era fuori causa Vecchi, ma dice di no alla traversa al tentativo valdagnese. Stefani, attenzione Stefani, l'intercetto di Crocco, poi Cocco, Vecchi che si deve districare, ancora il tiro di Tomba dalla tre quarti, sbroglia Stefani e fa ripartire Scandiano, giù per Busani, unico cambio finora, fuori Deinite, dentro Stefani, gli altri sono in campo dal primo minuto per la formazione ospite. Ancora Herrero, Santiago Herrero, compagno di squadra del Ciupe Giuliani. Tanto Beato per Busani, prova ad accentrarsi, adesso un po' più aggressiva la marcatura valdagnese. C'è il blocco di Herrero irregolare su Crocco, Tomba che riparte per vie centrali, scarica per Piroli, ancora giù per Francesco Crocco, dialogano sulla tre quarti i valdagnesi. Marco Tomba prova ad andare giù, si ferma scarica per Piroli, retroporta Tomba adesso, il raddoppio sia Beato che Herrero, poi il tentativo di Cocco non trova la porta e Busani può provare a ripartire. Chi si chiude bene, qui la difesa era da solo lì davanti Busani. Marco Tomba, Mattia Cocco, il numero 7, solo omonimo del ex capitano di A1 del Valdagno, oggi Sandrigo. Davide Piroli, dentro Crocco, si gira bene, trova Vecchi, rischia qualcosa qui, rischia qualcosa in difesa lo Scandiano. Poi Marco Tomba, un intercetto, la conclusione non trova la porta, numero 4 valdagnese, e allora siamo con Beato e Stefani che manovrano a cercare di tirar fuori la difesa valdagnese. Herrero, ancora lui, 77, l'argentino. La botta di Herrero un po' abbondante sulla destra del palo difeso da Checchetto. Fuori Francesco Crocco, dentro Mattia Antoniazzi. Tanto Marco Tomba prova a caricare lì, pallina che esce di poco sulla destra di Vecchi. Tanto Beato, Andrea Beato, Herrero, la risposta col guantone che tiene la stecca di Checchetto. Piroli, può ripartire Scandiano, non riesce ad agganciare l'assist del suo capitano. Ancora Cocco, Tomba, Beato col pattino a stoppare l'opportunità di andare al tiro per il numero 4 valdagnese. Ha speso molto Beato, va in panchina a riposarsi, rientra Davide Deinite, numero 7, il fromboliere di Mariotti qui, soprattutto dalla tre quarti. Ancora Stefani, largo proprio per Deinite, tocca la sua seconda pallina qui. Poi Marco Tomba con Piroli, lo vede lì bene, Piroli ancora Tomba ma capisce tutto, in rientro Deinite che fa ripartire i suoi. Ottimo intervento in rientro per Davide Deinite, si stava chiudendo un interessante triangolo per formazione di casa. Herrero con Cocco che gli ruba pallina, fa ripartire proprio Tomba. Deve fermarsi il numero 4 valdagnese, fuori Cocco, dentro Busato, Alessio Busato, Antoniazzi, ancora Marco Tomba, tentativo di servire
dentro l'area Antoniazzi, capisce tutto Stefani, stecca bassa e fa ripartire i suoi. C'è già Herrero dall'altra parte, ancora Stefani. Va bene questo numero 6 Scandianese, grande idea di Stefani, bellissimo l'assist. Tanto Valdagno che può provare a ripartire, Antoniazzi non la controlla, poi Busato interviene sulla pallina. La botta di scusate, questo era Nicolò Busani, questo numero 5 sta manovrando pallina proprio per Davide Deinite. Tentativo di Deinite, Checchetto la lunga lì, poi c'è Alessio Busato a palo ancora del Valdagno. Secondo legno colpito dalla formazione di casa, palo non fa gol, allora Piroli retroporta. Giocano 2-2 in questo momento. Pallina si stava impennando lì davanti a Matteo Vecchi, il capitano, portiere classe 2003, Scandianese Doc. Poi Busato su Herrero che andava a contrastarlo davanti al portiere valdagnese. Antoniazzi, Piroli. Ancora Piroli, l'idea per Antoniazzi che si gira, è disteso e può bloccare Vecchi. Ancora Piroli, gestire, metronomo della squadra di Dario Rigo. Davide Piroli, l'esperienza, la visione di gioco di questo numero 8. Poi Marco Tomba frena, prova a servire ma intercetta tutto proprio Herrero. Piroli imperioso qui in difesa, poi rinviene a stecca lunga e riparte Deinite, che può caricare la botta, Marco Tomba con la stecca a fermarlo. Poi Ale Busato supera la metà campo, serve ancora Tomba. Basso in balaustra per Davide Piroli che prova ad andare via, tiene pallina Davide. Alessio Busato. 4 minuti di questo primo tempo, ritmi finora accademici, abbiamo visto particolari accelerazioni qui. Time out Scandiano, 3:52 da giocare. Sempre 0-0 qui al Palalido di Valdagno tra Westport che Valdagno e Centro Palmer Roller Hockey Scandiano, giornata 8, girone A, il campionato è quello di A2. Dagli altri campi della A1 il Grosseto ha in vantaggio a Trissino. E qui naturalmente è un pochino presto per dire clamoroso al Cibali, però la formazione ospite in vantaggio al Paladante. A Correggio Seregno ha pareggiato, Correggio e Seregno sono sul 2-2, Braganza raddoppia 2-0 sul Roller Bassano. Mentre in quel di Montecchio Precalcino Modena è avanti 2-0 a Montecchio. Qui restano 3 minuti e 52 alla fine di questo primo tempo, 3-3 stazione falli. Partita sullo 0-0 e sostanzialmente direi in parità, un paio di legni colpiti dal Valdagno. Scandiano che si è reso pericoloso almeno in un paio di occasioni, sfoto con i tiri da lontano di Davide Deinite. Marco Tomba prova, retroporta, scambio con Busato, poi giù per Piroli. La pallina bassa lì, il tentativo di spizzata di Busato, Vecchi è il più rapido di tutti. C'è il fallo fischiato al Valdagno, pallina che torna nelle stecche di Scandiano con il numero 10 Andrea Beato, arriva dal Modena, classe 94. Poi Stefani. Invece è un 2005, è lui giovanissimo. Beato
Dall'altra parte ha ricevuto l'assist proprio da De Nite, ancora Beato che si gira, grande idea retroporta qui, pallina che finisce però nella rete, sarà palla a 2, evidentissimo il gesto di Sergio Nicoletti, che gestisce la partita con Alessio Zerbato al tavolo. Tanto Stefani prova a salire Valdagno, Busani ancora De Nite, pressione Valdagno adesso, attenzione, però il più rapido di tutti è Stefani e sul primo svarione difensivo valdagnese passa Scandiano e fa 1-0. Ottavo centro stagionale per, andiamo a rivedere, ci ha messo un po' di pressione Valdagno, si è andato a liberare Stefani e quindi Scandiano avanti 1-0 qui al Palalido, 2:35 alla fine di questo primo tempo, fiammata verso la fine qui della partita, gli elementi l'abbiamo detto prima e quindi sono tranquillamente dell'idea di non essere smentito sul fatto che Stefani assieme a Herrero sono gli elementi migliori che ha a disposizione Mariotti per questa formazione ospite. Tanto Tomba prova la conclusione, murato in 2 Beato e De Nite, e anche Matteo Vecchi che la chiude bene, poi si chiariscono lì i due. Tomba e Vecchi. Diciamo 2 minuti da giocare, Scandiano avanti 1-0 qui al Palalido grazie alla rete di Stefani. Andrea Stefani, classe 2005, ottavo centro stagionale per lui. Mentre sugli altri campi della Serie A2 risultati invariati, anzi Roller Bassano ha accorciato la distanza a Braganza, adesso è Braganza 2, Roller Bassano 1, Correggio e Seregno sul 2-2, mentre in quel di Montecchio Precalcino Modena avanti 2-0. Squadre che rientrano in campo, ultimi spiccioli di questo primo tempo. De Nite contro Tomba, la meglio numero 7 rossoblu, Valdagno in pressione per questi 2 minuti. Stefani contro Busato, attenzione, ancora De Nite, vedremo se preferisce un appoggio su Beato. De Nite con Tomba a marcarlo. 8 nei 2 alla meglio il numero 4 valdagnese, può servire Busato, va via in accelerazione Alessio Busato, una delle sue specialità. Lo scarico per Antoniazzi, stoppato proprio da Beato. Busani può caricare la botta e poi recupera pallina proprio Marco Tomba. Davide Piroli cerca l'alza, schiaccia Piroli, si deve distendere Vecchi sul doppio tentativo del numero 8 valdagnese. Ultimo minuto con Scandiano in possesso palla proprio con Busani, Nicolò Busani. Stefani ancora De Nite, adesso ha tutto l'interesse ad andare all'ultimo tiro, poi scivola. Se fallo di squadra si scusano i due. Colpo di stecca tra De Nite e Tomba, 36 secondi e 8 decimi da giocare, chiama la distanza Nicoletti. Poi attenzione proprio ancora De Nite. Fallo di squadra, il quinto fallo per Scandiano, ne ha 3 Valdagno, 27 secondi.
Sesto fallo fischiato a Scandiano. Valdagno sta mettendo un po' di pressione, sotto di 1. Tentativo dentro, ultimi secondi. Valdagno andrà probabilmente all'ultimo, vediamo un po'. Lo prova ad andare via Busato. Antoniazzi. Finisce qui, termina qui il primo tempo sul tentativo di Tomba, stoppato da Stefani. Squadra a riposo con Scandiano avanti 1-0 a 3 minuti dalla fine del primo tempo. Il gol di Stefani che per ora decide l'incontro. Noi ci risentiamo al rientro, rimanete con noi tra una decina di minuti sempre in diretta qui dal Palalido di Valdagno.
Ben ricollegati in diretta con il Paradiso di Valdagno, è il secondo tempo di Y Sport Hockey Club Valdagno, Centro Palmer Roller Hockey Scandiano. Primo tempo 1-0 Scandiano, la rete segnata da Stefani a 3 minuti dalla fine del primo tempo, dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, con Valdagno che ha centrato un po' di legni. Intanto la conclusione di Tomba sul pettorina di Vecchi. Andiamo a vedere come ripartono le due formazioni, cominciando naturalmente dagli ospiti di coach Enrico Mariotti. E Matteo Vecchi, il capitano, tra i pali con il numero 1, poi il 77 è Santiago Herrero, il 5 Nicolò Busani, il 7 Davide Deinite e il numero 10 Andrea Beato. Valdagno che risponde con Zordan tra i pali, ha cambiato il portiere, la formazione di Dario Rigo, e quindi Simone Zordan tra i pali a difendere la porta valdagnese. Mattia Cocco, Marco Tomba, Francesco Crocco e Alessandro Refosco. Possesso palla ora con il numero 12. Ciao Valdagno in tenuta arancione, attacca adesso da destra a sinistra dei vostri teleschermi o dispositivi mobili. Diciamo uno Scandiano che ha naturalmente ambizione di classifica, è andato alla sua 8ª rete stagionale per Stefani, che adesso è in panchina. Anche una panchina che può contare su almeno un paio di rinforzi, anche se stasera mancano sia Alejandro Rocha che Lorenzo Barbieri. Il direttore di gara, l'abbiamo detto prima, è Sergio Nicoletti, l'ausiliario Alessio Zerbato. Valdagno con Marco Tomba, parte lungo la balaustra, Tomba può caricare il tiro, palla che si impenna, finisce in tribuna. Sarà palla Scandiano, beato per Deinite. Deinite è uno dei più pericolosi nel primo tempo della formazione di Enrico Mariotti, soprattutto per 2 o 3 conclusioni dalla tre quarti alla botta stile Davide Motaran, che vedevamo qui fino a qualche anno fa sul parquet proprio di questa pista. Tanto Cocco, Francesco Crocco, sotto gamba per Tomba, ancora Refosco. Tomba prova a accelerare, c'è a stecca lunga i centimetri di Herrero. Herrero, l'abbiamo detto prima, compagno di squadra del Ciupe Giuliani, capitano della Y Sport di A1. Tanto lo scambio Tomba per Refosco. Fosco non si chiude il tentativo di triangolazione. Tanto Deinite, beato ancora Busani. L'abbiamo detto nel primo tempo, ribadito sul fatto che l'unico errore, se così si può chiamare, difensivo, Valdagno l'ha pagato carissimo. È una formazione quella di Mariotti che ha tantissima tecnica, grande controllo di palla, pochissimi gli errori anche nei passaggi. Attenzione, intanto può ripartire il gioco Herrero con Francesco Crocco. Riparte ora il cronometro, sempre con Scandiano avanti 1-0, caricato di 7 falli, ne ha solo 3 Valdagno in questo secondo tempo. Il tentativo dalla distanza di Refosco, che poi non riesce a intervenire su Busani e si supera Zordan. Qui sembrava fatta per Busani, bastava solo accompagnarla in rete. Grande intervento dell'estremo difensore valdagnese. Zordan con la stecca bassa a dire di no al tentativo scandianese di portare a 2 le marcature per la formazione ospite. Finta di tiro di Crocco, poi Cocco. Marco Tomba prova ad andare giù, poi si accentra Tomba, prova a concludere, c'è pallina che ballonzola lì davanti a Matteo Vecchi. Sarà palla a 2, fischia Nicoletti.
Cocco retroporta. Il tentativo di assist per Marco Tomba. C'è giù Beato, vediamo cosa è successo. È andato alla conclusione sul contrasto, si rialza Beato, gli applausi del Paralido. Andrea Beato arriva dal Modena, l'abbiamo detto nel primo tempo, classe 94. Anche lui l'esperienza per la formazione di Mariotti, detta i tempi alla formazione rossoblu. Intanto Francesco Crocco prova ad accentrarsi. Crocco, fallo di squadra, quarto fallo fischiato a Valdagno. Situazione che rimane con Scandiano avanti 1-0 dopo i primi 5 minuti di questo secondo tempo. Sempre Santiago Herrero a gestire pallina, proprio per De Nite, giù per Beato, fa circolare bene pallina adesso per vie verticali, formazione di Mariotti. Ancora Herrero, appoggio impreciso, poi Francesco Crocco si libera di Beato, ancora un po' di mestiere qui Frank. Restituisce il favore Beato, ma è fallosa la sua azione. Ottavo fallo Scandiano. E qui una pallina pericolosissima. Terzo legno colpito dal Valdagno su questo appoggio. Poi Marco Tomba, palla larga sulla destra di Vecchi. Ancora De Nite, siamo già sulla tre quarti valdagnese. De Nite può caricare la botta e fa 2-0 Davide De Nite. Troppo spazio per lui in questa circostanza, può guardare il portiere, carica il tiro. Andiamo a rivedere. Riceve palla, poi si accentra, può caricare, trova un gran gol. Davide De Nite, 2-0. Seconda rete per lui in campionato. Adesso c'è giù Herrero, se non erro. A sincerarsi Busani, De Nite, Beato e anche Tomba. Sembra possa riprendere il gioco l'argentino. Non ci sarà il cambio, esce Herrero, rientra Stefani, l'autore della prima rete per Scandiano. Scandiano che dopo 6 minuti di questo secondo tempo trova il raddoppio. Con De Nite, ancora lui. Ha trovato la sua mattonella qui al Paralido. Davide De Nite, classe 99. Riparte Valdagno con Mattia Cocco per vie centrali. Cocco, poi va giù Francesco Crocco. Siamo già nella metà campo del Valdagno. De Nite con l'aiuto della sponda, l'errore lo rimedia, recupera. Poi Stefani. Ancora Busani per Beato. Profondo passaggio proprio per Stefani che recupera sull'angolo destro della porta difesa da Zordan. Zordan che nulla ha potuto sulla fiondata del 2-0 di De Nite. Scadono i 45, può ripartire Valdagno. Ancora Tomba. La palla a 2.
Fuori tomba, dentro Crosara. A rifiatare in panchina il numero 4, che è reduce dalla trasferta di A1 di ieri. Sfortunata trasferta a Valdagnese in quel di Lodi, fuori dalla Coppa Italia, sconfitto 5-3 dalla formazione di Gigio Bresciani. Tanto scadono i 5 e su questa ingenuità di Deinite che allontana pallina, nono fallo scandiano. Ancora palla, il tentativo di far filtrare pallina a parte di Crosara. Crosara un 2007. Intanto siamo con Busani che gestir pallina proprio per Deinite, Beato dall'altra parte. Ora Deinite va a cercare spazio per concludere, buona l'assist dentro, l'idea. Poi Crosara che riesce a reimpostare, prova ad andare anche alla conclusione Pietro Crosara. Si chiude la difesa rosso-blu. Beato per Busani, ancora Stefani. Poi Deinite. Stefani. Per vie centrali, fermato qui. Potenziale contropiede Crosara. Si allarga, non trova spazi. L'idea valdagnese molto rapida a rientrare in difesa. Scandiano che adesso ha il doppio vantaggio, può difendere il doppio vantaggio a 16 minuti e qualche secondo dalla fine dell'incontro. Sono 3 punti molto importanti, parliamo di terza e quarta in classifica. Cocco, la botta di Cocco che trova un 7 impossibile a sinistra di Vecchi. La riapre Valdagno, Mattia Cocco, 15:53. Gran gol del numero 7. Andiamo a rivedere. Qua Cocco sull'assist, poi trova questo 7. Fiondata, 15:53. Il gol di Cocco fa 2-1. Sempre Scandiano avanti. Però se poteva pensare al doppio vantaggio, adesso i gol sono diventati 1, 9 falli a carico per Scandiano. Ancora Deinite. Sta mettendo anche un po' di pressione adesso Valdagno, formazione di casa che ha naturalmente molto meno da perdere, considerando, l'abbiamo detto all'inizio, gli obiettivi stagionali. Quello di Valdagno è mantenere la categoria con i propri giocatori valdagnesi. Ben diversi invece gli obiettivi per Centro Palmer, Roller Hockey Scandiano, che è quello di andare a giocarsi la categoria. D'altra parte col roster al completo. Intanto fuori 7, dentro 77. Dentro Herrero, fuori Deinite. Ancora Cocco, l'autore della rete valdagnese, Francesco Crocco. Lotta Stefani qui. Il colpo con la stecca, sarà quinto fallo Valdagno. Sempre Stefani, possesso palla. Busani, poi Beato. Il metronomo, il motorino della squadra di Mariotti. Tentativo di assist profondo di Zordan, ma Stefani alla meglio, viene via in slalom il numero 6. Si può liberare per il tiro. Stava diventando pericolosissima l'incursione di Andrea Stefani, questo 2005, autore della prima rete dello Scandiano.
Francesco Crocco, poi Crosara, ancora Re Fosco, chiama il giro 3 adesso Rigo, poi Re Fosco si fa tentare dal tiro, si chiude troppo Scandiano per rischiarla. Attenzione, ripartenza Herrero, potenziale 2 contro 1, Busani, il gol di Busani, contropiede a manuale, fa 3-1 Scandiano. Nicolò Busani, andiamo a rivedere, c'è questo errore in ripartenza, velocissimi, poi Busani la finta sul rientro, vede il giocatore valdagnese che andava a chiudere il compagno, decide di concludere lui. E fa 3-1 Scandiano. Per Busani sesto gol, sesta rete stagionale. Marco Tomba, Crocco, scusate, Crosara, numero 11, sul tentativo di assist da parte di Tomba. Herrero intanto fa tutto lui, la linea che stava beffardamente finendo sotto i gambali di Zordan. Naturalmente sul nuovo doppio vantaggio probabilmente cambierà qualcosa ancora Enrico Mariotti, che sta catechizzando i suoi in panchina. Scandiano con 9 falli sta difendendo in maniera più accorta, un po' più lontano dall'uomo in questa fase, proprio per evitare possibili falli di squadra che porterebbero i valdagnesi al tiro diretto. Cerca Lazio, schiaccia Piroli, non lo trova, allora Marco Tomba, giù per Crosara, scadono i 45. Si riprende a giocare su qualche protesta valdagnese per un tocco non visto sul portiere. 12 minuti alla fine di questo secondo tempo, Scandiano avanti 3-1 qui al Palalido. Re Fosco giù per Marco Tomba che prova ad andare via, Vecchi fa buona guardia, sigilla tutto, poi Busani l'autore del 3-1, dicevamo sesto centro stagionale per lui. E ancora Herrero, poi Beato Herrero, si ripete lo schema, ancora retroporta, poi lo scarico. E a 11 minuti dalla fine si può, qui attenzione sulla deviazione, c'è il palo stavolta a salvare Valdagno. Re Fosco dentro, Marco Tomba. C'è cartellino giallo per Re Fosco, si lamentava di una trattenuta anche Marco Tomba. Risultato che rimane 3-1, 11 e 16 da giocare. Scandiano 3, Valdagno 1. E adesso probabilmente sì, Mariotti vorrà pensare di rallentare il gioco, perché c'è sempre quel rischio, quella luce rossa accesa, quel nono fallo, perché Valdagno ne ha 7 da gestire. Busani, Herrero, fa un po' possesso, sposta un po' indietro il proprio baricentro, la formazione ospite, forte del doppio vantaggio. Crosara, Piroli. Diamo l'asse qui, Crosara ancora, poi Marco Tomba prova ad andare giù, retroporta proprio Crosara,
Refosco. Poi Piroli cerca di accelerare, palla alta, sarà Scandiano a ripartire col suo argentino Herrero, Santiago Herrero. L'errore, il break di Refosco. Piroli, scusate, Crosara ha cercato di andare a colpire sul primo palo, chiude bene Vecchi con la spalla ben oltre il palo. Poi l'errore di Herrero, ne approfitta Tomba, può provare ad accelerare. Piroli, ancora Tomba. Piroli, una buona l'idea per il numero 4 Valdagnese. Intanto Herrero, dall'altra parte ancora Deinite, può andare a liberarsi, ma dicevamo ha spostato un po' indietro il proprio baricentro. Adesso Scandiano. Marco Tomba recupera questa pallina, incrocia il passo, cerca il lato della balaustra. Poi Refosco può caricare la botta, non trova la conclusione. La stecca lunga, a buona sorte Herrero qui, che rende decisamente un po' di centimetri a tutti quelli che sono in pista. Si fa tentare dal tiro, poi l'appoggio per Stefani dall'altra parte. Piroli tomba su Deinite, alla meglio Davide, poi c'è lo scarico dall'altra parte, Valdagno che può ripartire con Refosco. Crosara dentro per Davide Piroli, che però non aggancia. Ancora Herrero, adesso sta veramente gestendo pallina in maniera impeccabile la formazione di Mariotti. Può gestire il doppio vantaggio senza rischiare praticamente nulla in fase difensiva. Qui Herrero ha cercato il numero, ma Refosco l'ha fermato. Tomba, fermato anche lui proprio da Deinite. L'altra palla che resta lì sulla conclusione valdagnese, la respinta. Poi ancora Tomba. Murato, il suo tentativo dalla tre quarti. Poi Piroli si chiude bene, sta difendendo adesso, difende un po' alla toscana, scusate l'escursus geografico. Difendono a 4, si difende a 4 la Scandiana, poi riparte con calma. Vedete Busani adesso in possesso pallina, non affonda l'azione, fa scorrere il tempo. 7:22, Deinite può caricare un'altra delle sue cannonate. Per buona sorte Valdagnese non trova lo specchio della porta. Tanto fuori Refosco, dentro Busato. Marco Tomba giù per Crosara. Ancora Tomba, la retroporta il numero 4 Valdagnese. Piroli, attenzione, deve prendere qualche rischio adesso Valdagno, sotto di 2, mancano 6 minuti e 48 alla fine. Piroli ancora prova, Deinite la recupera. Piroli ancora, l'idea, ma Stefani ferma tutto. Poi la botta di Tomba su questa pallina che era rimasta lì molto invitante. Il tiro trova la risposta di Matteo Vecchi. Ancora Piroli, retroporta Tomba. Busato, accelerazione Busato, colpisce a terra, pallina giù, non si può fare. 5:59 da giocare, Scandiano avanti 3-1 qui a Valdagno. Partita magari non di grandissime emozioni, ma di grande qualità dal punto di vista delle giocate che abbiamo visto, soprattutto uno Scandiano che sta dando lezione di tecnica. Attenzione Herrero, intanto il numero di Herrero
il palo, a dire di no alla quarta rete dello Scandiano. Poi Crosara dall'altra parte, Marco Tomba prova, sempre Vecchi in anticipo ben appostato, vede partire il tiro, portiere dello Scandiano. Piroli, stoppato in 2 tempi, la conclusione del numero 8 valdagnese. Poi proprio ancora Piroli, poi Crosara, adesso Valdagno in pressione su Valdagno. Naturalmente si aprono spazi, Deinite può provare, poi Busato in velocità, potenziale 3 contro 2, Busato, palla sotto alla traversa, palla che non entra, pallina sotto la traversa, sfortunata qui la formazione di Dario Rigo, almeno il quarto o quinto legno colpito dai ragazzi di casa. Tanto è rientrato Beato, Herrero, minutaggio incredibile per il numero 10. Attenzione, Piroli, si salva Vecchi con i pattini, con le ruote dei pattini, e poi sul contropiede Herrero per Beato, che mette il suo secondo sigillo, fa 4-1 Scandiano. Andiamo a rivedere, qua si apre un po' la difesa e lì da solo Beato deve solo accompagnarla dentro. (4:08 da giocare, mette lo champagne in ghiaccio qui Scandiano. Poi Herrero, se fa tutto lui, fa trascorrere anche preziosi secondi per la formazione ospite. Ancora Vecchi, a dire di no, Vecchi che questa sera ha dato prova di essere un portiere veramente di categoria, ma soprattutto la difesa scandianese ha dimostrato una precisione negli interventi davvero importante, tant'è che sono ormai 10 minuti che rimangono a 9 falli e quindi hanno cambiato proprio la loro modalità difensiva, riuscendo anche ad andare in gol, anche perché la partita la deve fare forzatamente Valdagno quando sei sotto, non hai molte alternative, spazi che poi si aprono. Tanto c'è Crosara, Marco Tomba, ancora il tiro, sempre Vecchi basso lì, a dire di no. 3 minuti alla fine, adesso può giocare tranquillissimamente con il cronometro Scandiano. Usato Crosara, Francesco Crocco, tentativo ravvicinato qui di Crosara sulla botta di Francesco Crocco, ma Stefani Scandiano sbroglia tutto, gestisce una delle ultime palline dell'incontro. Scadono i 10, time out Valdagno. Fuori Crosara, rientra Re Fosco per questo ultimo stint, fossimo in Formula 1. 2:21 da giocare, Scandiano avanti 4-1. 7 falli squadra Valdagno, 9 Scandiano. Andiamo a vedere anche com'è la situazione sugli altri campi. Nel quarto di finale di A1 al Paladante, Trissino 4, Grosseto 2. Mentre in quel di Correggio, tiratissima tra Correggio e Seregno, Correggio 4, Seregno 3. A Breganza, al Palaferrarin, Breganza avanti 4-2 sul roller Bassano. In quel di Montecchio per Calcino, anche qui grande rimonta da parte della formazione di casa, ma Modena resta avanti 4-3. Torniamo in diretta. Usani, Deinite, Beato e Stefani con Vecchi tra i pali per il
per lo Scandiano. Centro Palmer Scandiano, entra Crocco, prova ad andare alla conclusione, sempre Vecchi a dire di no. Tomba, Crocco, Re Fosco e Busato adesso per questi ultimi 2 minuti di partita. Guadagno che ha trovato sempre un Vecchi veramente in forma lì a difendere la gabbia. L'unica rete con Cocco che ha trovato un set impossibile proprio dalla parte opposta dove stava a chiudere Vecchi. Tanto riparte Stefani, Scandiano adesso che gestirà questi ultimi 94 secondi che rimangono da giocare in questa gara valida per il campionato di A2, 8ª giornata. Marco Tomba prova l'assist, pallina alta. Alta per Fosco, time out adesso Scandiano, 1-0-4 da giocare, Scandiano che è da 10 minuti ormai con 9 falli. Beh, naturalmente sta anche concedendo qualcosa, non è riuscito particolarmente ad approfittarne. Su un contropiede è nata l'azione del 4-1 che ha di fatto chiuso la partita, il gol di Beato. Secondo centro stagionale per lui, direi che per quello che ha fatto e per il minutaggio se lo merita anche. Siamo qualche finale, sono un po' in ritardo, è partita un quarto d'ora in ritardo la partita a Trissino. Trissino rimane avanti 4-2 nel quarto di finale di A1 di Coppa Italia. Torniamo in diretta, ultimo minuto. Beato tiene palla adesso, Beato naturalmente, poi riparte, attenzione. Slalom, doppia giravolta spaziale qui per Andrea Beato. Poi Stefani, autore della prima importante rete. Palla a 2. C'è un altro time out chiesto da Enrico Mariotti, 42 secondi e 7 decimi alla fine. Buono per noi per andare a vedere anche gli ultimi risultati, con Breganze che avanti 5-3 sul Roller Bassano, Correggio 4-3 sul Seregno e Modena in quel di Montecchio avanti 4-3 su Montecchio per Calcino. Qui invece Centro Palmer, Rolle Hockey Scandiano 4, Valdagno 1. Una partita che Valdagno ha fatto fatica a gestire, a incanalare. Grande volume di gioco espresso dalla formazione ospite, molta precisione, molta tecnica e sicuramente attrezzature diverse, se vogliamo anche dal punto di vista fisico. I chili e centimetri poi pesano, soprattutto in questo tipo di incontri. Re Fosco, Crocco, prova sempre Vecchi, attentissimo qui il Matteo Vecchi, numero 1. Poi Deinite che adesso rientra retroporta, scadono i 5, ne mancano 13 alla fine, parliamo di secondi. Marco Tomba, prova lui, scarico per Crocco, ma Francesco decide che va bene così e dunque colpo di stecca, cavallerescamente finisce qui la resa con l'onore delle armi per la formazione di casa. Scandiano vince 4-1, primo tempo 1-0, la rete di Stefani a 3 minuti dalla fine. Nel secondo tempo fa 2-0 Deinite, 2-1 Cocco e poi Busani e Beato a chiudere lo score per questo incontro. Grazie alle riprese di Roberto Baucio, alla regia di Marco Zen, grazie a
tutti coloro che ci hanno seguito in diretta. Katia, spero ti sia divertita. Ancora un saluto per i miei amici, per Enrico e Pierluigi. Spero vi siate divertiti anche voi, ragazzi. È tutto per noi dal Palio di Valdagno. Buonanotte e buon mercoledì sera da Domenico Tomba. A risentirci sabato in diretta con il Monza qui per la 1. Buonanotte a tutti.